Cavalli che stanno per essere chiamati alla partenza per la prima corsa della serata, corsa dei sindaci, un invito. Uno Naxos, Stefano Spinelli, 2 Today, Winner Font, Nicoletta Danieli, 3 per Bibi, Alberto Servidei, 4 Tropical Spring, Petrit Gioni, 5 Unitalia Golden, Paolo Chiari, 6 Tarek, Cesare Ercole. In seconda fila 7 Roger RL, Davide Zanetti, 8 Velez Daghi, Paolo Morelli. Macchina che prende graduale velocità, va per lasciare i concorrenti partiti in questo istante. Stacco della macchina con Unitalia Golden che converge alla corda in un centinaio di metri. Al largo Tarek, si attarda in errore Velez Daghi, seconda in corda è Today Winner Font. Completamento dei 200 metri iniziali in 15 con in vantaggio Unitalia Golden nei confronti di Tarek all'esterno. Lungo i birilli Today Winner Font segue le mosse del battistrada quando si è al completamento del primo quarto nell'ordine del 30. Gruppo in pratica spezzato in due tronconi quando si va sulla seconda piegata. Prosegue in vantaggio Unitalia Golden con all'esterno Tarek. Poi Today Winner Font, Tropical Spring, i 600 nell'ordine del 46 davanti alle tribune. Unitalia Golden che replica la presenza esterna di Tarek. Sulle tracce dei due c'è Today Winner Font, poi a contatto Tropical Spring. Più indietro Naxos lascia la retroguardia Roggia RL. E per Bibi 1 minuto e 6 decimi gli 800 metri iniziali di Unitalia Golden, il chilometro 1:16,8. A suo esterno Tarek, dalla corda prova a venire via Tropical Spring, a metà della dritta di fronte Unitalia Golden che mantiene 3/4 di margine nei confronti di Tarek. Attacco della piegata finale, la dritta opposta in 15 appena abbondante, in vantaggio Unitalia Golden, Tarek che torna all'attacco, i due inseguiti da numero Roger 4, RL sull'errore di Tropical Spring a 250 metri dal termine. Insiste Tarek che copre interamente Unitalia Golden, ai due si aggiunge Roger RL che a 100 metri dalla conclusione passa in vantaggio nel tratto conclusivo. Roger RL che si allontana da Tarek e viene a vincere nel più facile dei modi al terzo termine. Avanti a Unitalia Golden, Today Winner Font e Naxos di galoppo dopo il palo, 2-3 appena abbondante, 30 e mezzo gli ultimi 4 per la testa, misura che vale meno per Roggia RL, interpretata in maniera perfetta all'attesa da Davide Zanetti, i colori della signora Jessica Pompa, il train di Adrian Gioni, il numero 7 sul tabellone al primo posto e nelle immagini. Roggia RL che viene a dominare il campo alla distanza, al secondo un ottimo, davvero ottimo Tarek, al terzo che vedremo sbucare da qui a qualche istante, il numero 6 quindi al secondo posto, al terzo termina il 3 di Per Bibi, 7-6-3 l'arrivo della prima di Cesena.